È venerdì 2 maggio, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Subito per cominciare un'ultima ora, sono 670 i migranti approdati a Lampedusa nella giornata di ieri. 10 i barconi partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e anche di Frontex. Uno salpato da Monastir in Tunisia con a bordo 49 guineani, sudanesi e nigeriani, è riuscito ad arrivare direttamente a Cala Galera. All'hotspot al momento sono presenti 765 migranti. E adesso invece torniamo al 1° maggio, alla giornata di ieri, con la grande manifestazione di Casteldaccia in Sicilia. Di tutta Italia sono puntati sulla Sicilia. In questo 1° maggio 2025 la festa dei lavoratori diventa la festa della sicurezza sul lavoro. In migliaia arrivano in piazza a Casteldaccia nel Palermitano, luogo simbolo della strage di lavoratori nell'incidente di maggio del 2024 che diventa il centro del paese. Presente la segretaria generale CISL Daniela Fumarola. Il lavoro non può essere morte, il lavoro è dignità, è realizzazione della propria dignità, è realizzazione del proprio progetto di vita. Il lavoro, per essere tale, deve essere degno, deve essere ben contrattualizzato, deve essere sicuro, deve essere stabile, deve dare una prospettiva alle persone che scelgono di impegnarsi in qualunque attività. La CISL riconosce che qualcosa è stato fatto, ma ancora non basta, e detta la propria ricetta per la sicurezza e il lavoro. Abbiamo apprezzato la convocazione della Premier Meloni per il giorno 8 maggio, abbiamo apprezzato che lei abbia lanciato l'ipotesi di una grande alleanza. Ecco, noi pensiamo che la grande alleanza debba realizzarsi mettendo in campo responsabilità da parte del governo, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, più formazione nei luoghi di lavoro per lavoratori e imprese, più ispettori per controllare, per fare verifiche, perché insieme alla prevenzione c'è bisogno anche di fare un'azione di repressione forte. In piazza a Casteldaccia c'erano tutti e 3 i sindacati. Ad aprire la manifestazione era stata Luisella Lionti, segretario della UIL Sicilia. A chiudere è Daniela Fumarola, presente anche una piccola delegazione CGIL che per lo più però ha preferito comunque la commemorazione tradizionale di Portella della Ginestra. Questo dunque quanto successo ieri in piazza Casteldaccia, e allora andiamo a vedere sui quotidiani online. Siamo sull'edizione di Palermo di Repubblica, lo vediamo subito. Il 1° maggio, Fumarola a Casteldaccia, serve una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, l'abbiamo appena sentito. E poi ancora il 1° maggio a Portella della Ginestra, Mannino della CGIL, grave l'assenza di governo e ARS per la Torre. Questo è quanto riporta Repubblica nell'edizione di Palermo. Andiamo poi a vedere anche, sempre a proposito di 1° maggio, la prima pagina, la vediamo subito, di Repubblica, della Sicilia di Catania, con magari la vedremo fra non molto. Intanto vediamo un po' il servizio che riguarda il 1° maggio, però come è stata passata la festa in realtà dei lavoratori per chi ha scelto di fare una gita fuori porta. Fra pochissimo torneremo ai quotidiani online. Sport, cultura e buona tavola per un 1° maggio all'insegna della tradizione. Catania fa il pieno di turisti che già di buon mattino prendono d'assalto via Etnea. Primo passaggio. Granita e brioche col tuppo. Siamo prontissimi, dopo una colazione super siamo pronti. Cosa ha mangiato? Una granita, mandorle tostate e pistacchio e poi una brioche. Un gruppo scout proveniente dal Lazio si dirige verso l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, aperto tutto il giorno per garantire una maggiore copertura ai turisti. Molto bello, caratteristico anche perché all'interno è coronato e chiuso da tutte le palazzine e l'edificazione posteriore. C'è tanto da vedere, da gustare e da fare, e così in via Etnea si corre e si procede spediti. Montirossi! Numero 95, si avverte già la fatica. Un po' sì. Arrivati a San Nicolò l'Arena è il caso di fermarsi, fotografare e guardare ogni angolo. Qui storia e cultura vanno a braccetto. Abbiamo visitato la chiesa, bellissima, il presepe, stupendo, avete delle eccellenze in questa regione che
sono di un valore davvero planetario. Dulcis in fundo la bellezza del suggestivo presepe. Gesù è nato, morto e risorto, ma da queste parti l'arte ferma anche il tempo. C'è persino l'Etna in eruzione, sempre attuale. A realizzare il presepe è Elio Ambra. È un presepe che ho realizzato quando ero piccolino e giustamente non manca a me volerlo fare vedere tutto l'anno, in particolar modo in questo periodo che Catania è piena di turisti. È un po' insolito, però è fantastico, è da vedere, sarebbe da pubblicizzare. È il 1° maggio, ma naturalmente buon Natale a tutti. Per evitare confusione, a tutti, buon 1° maggio. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di cronaca, andiamo adesso a Mister Bianco per quella che è stata una notizia che nei giorni scorsi ha certamente turbato un po' tutti. C'è ancora dolore e rabbia per la morte della piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi che è stata lanciata dalla madre in preda alla disperazione e alla depressione dal 3° piano di casa sua, il servizio. Era esattamente qui la bambina, qui, la bambina con la faccia a terra, il sangue che gli usciva dalle orecchie e che non si muoveva, l'ultimo cenno con la mano che mi ha fatto che era a terra così e poi non si è più mossa completamente. Sembra il racconto di un film dell'orrore, una scena straziante che si è consumata all'ora di pranzo nel centro di Mister Bianco. Se no che quando mi affaccio vedo quella bambina a terra. E lei che era sopra faceva così, si affacciava e rientrava, si affacciava e rientrava. Guardava verso la bambina? E guardava verso sotto, io gli ho gridato bastardo, un paio di volte gliel'ho gridato perché avevo capito. C'era qualcuno alle mie spalle che si disperava, si sbatteva la testa contro i bidoni della spazzatura, poi arriva a capire che era il marito, io neanche lo sapevo. Si è spaccata la mano nel frattempo, quindi sangue che usciva da tutti i lati. Con una delle monache, è uscita una delle monache, Sor Caroline, e immediatamente lei con un fare molto, perché devo dire fare molto forte, ha aperto il portone ed è salita per le scale. Io ci sono andato appresso e io mi sono ritrovato con questa signora a stare fermo con lei per 10 minuti. Lei mi guardava e io la guardavo. Nel quartiere nessuno quasi conosceva Anna Maria Geraci. Il marito è un operatore ecologico che i vicini ricordano come persona schiva. In pochi sapevano persino che in quella casa viveva anche un bambino di 7 anni. Con tutto il vicinato c'è un buonissimo rapporto io. Ma con la signora abitava? No, la ragazza, se mi dice com'era fisicamente non lo so. Io nemmeno sapevo che avevo un altro figlio, però mia moglie lo sapeva. Infatti quando ci siamo affacciati a c'erano i carabinieri, mia moglie fa al carabiniere: guarda che c'è un altro bambino. La donna è stata arrestata per omicidio aggravato. Il padre, medicato in ospedale per le ferite riportate durante gli scatti di rabbia dopo aver appreso la notizia della morte della sua bambina, è rientrato stamattina in casa. Nella stessa palazzina oggi anche la visita di alcuni parenti che ovviamente preferiscono trincerarsi nel silenzio. Su questa drammatica storia leggiamo dalle pagine della Sicilia Online la tragedia di Mister Bianco, l'autopsia sul corpicino della piccola lanciata dal balcone dalla madre. In procura è stato conferito l'incarico al medico legale alla presenza del difensore e dell'avvocato del padre. Nella giornata di oggi la convalida dell'arresto della mamma. Questo per quanto riguarda dunque la vicenda di Mister Bianco. Sempre sulla Sicilia leggiamo, a proposito di cronaca, è stato convalidato l'arresto del papà di San Gregorio che ha ucciso il figlio con un colpo di pistola. La rivoltella è stata usata dall'indagato, secondo la ricostruzione, per sedare le tensioni scoppiate durante la festa. E adesso andiamo invece a Monreale. Si cercano i complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen, reo confesso dell'omicidio di 3 persone durante una rissa che è avvenuta sabato proprio scorso a Monreale. Nella giornata di oggi i funerali, mentre l'ASP ha attivato un suo sportello psicologico non solo per le famiglie colpite dai lutti. Il servizio.
Alto e con la barba folta e nera, sarebbe questo l'identikit di uno dei complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano del quartiere Zen accusato di avere sparato e di avere ucciso 3 persone nella strage avvenuta a Monreale sabato scorso durante una rissa. Il complice potrebbe essere anche colui che avrebbe detto la frase "non puntare in alto ma spara sulla folla", che un testimone ha riportato. La scena sarebbe quella di 2 ragazzi col casco, uno basso e magro che spara e l'altro alto che guida una moto BMW GS nera vecchio modello. Il secondo gruppo di fuoco, come si dedurrebbe dai tanti colpi esplosi e dalle parole dello stesso Calvaruso che ai giudici, dopo aver ammesso le sue colpe, raccontando di avere svuotato l'intero caricatore della pistola che aveva trovato per strada nel suo quartiere e chiesto scusa ai familiari delle vittime, ha detto di avere sentito altri colpi, anche se non saprebbe dire chi fosse a sparare. Secondo gli inquirenti che stanno vagliando le testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza, sarebbero stati una decina i ragazzi che avrebbero fatto parte del gruppo dei palermitani. Ragazzi che già altre volte avevano frequentato la piazza monrealese. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di Calvaruso, ma sta valutando le parole del ragazzo che dice di avere reagito a un tentativo di aggressione nei suoi confronti. Per il GIP dal referto medico non emergerebbero segni di pestaggio. Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, associazioni e parrocchie, hanno organizzato una fiaccolata a Palermo per domenica prossima. L'ASP e il comune di Monreale hanno istituito uno sportello psicologico. Avete sentito allora nel servizio di Orazio Longo oggi i funerali, allora andiamo sul giornale di Sicilia, proprio l'apertura in primo piano, proprio i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Monreale si ferma per l'ultimo saluto, ci sono le foto anche dei 3 giovani che hanno perso la vita in questa strage che è avvenuta, lo ricordiamo, sabato scorso. E poi vedete ancora in basso la sparatoria a Monreale, ricercato un giovane alto e con la barba. Sarebbe questo l'identikit dell'altro giovane che avrebbe sparato quella sera a Monreale. Questo è quello che si legge sul giornale di Sicilia. La notizia, quest'altra notizia, andiamo a vederla sul quotidiano adesso la Sicilia, vediamo se possiamo fare qualche approfondimento anche dal quotidiano La Sicilia. Con riguardo invece ad altre notizie di cronaca, perché fra poco cambieremo tema. Allora vediamo subito una notizia che riguarda un incidente stradale. Un furgone è finito contro un tiro lungo la tangenziale di Catania, ferito il conducente. La vediamo qui la notizia. L'incidente si è verificato vicino allo svincolo per San Giorgio in direzione di Messina. Questo per quanto riguarda la cronaca questa mattina. Adesso parliamo di altro, ci occupiamo di calcio, perché ieri si è giocato in Serie B, ha giocato il Palermo ha vissuto un primo maggio assolutamente amaro, è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Südtirol. Per la squadra di Dionisi resta il problema di mancanza di continuità. Altra sconfitta in casa, almeno per il momento, però la formazione rosanero resta al 6° posto e si punta chiaramente a garantire questo per i playoff. Ma sentiamo il servizio. Un Palermo dai 2 volti determinato e propositivo nel primo tempo, confuso e arrendevole nella ripresa. Si chiude con un'amara sconfitta il match della 36esima giornata di Serie B. A vincere il Südtirol, che sbanca il Barbera con il punteggio di 2-1. Un primo maggio segnato da una caduta per la squadra di Dionisi, che resta comunque sesta ma che spreca l'occasione di restare in scia al 5° posto. Dionisi cambia un solo uomo rispetto alla partita di Catanzaro. C'è Di Mariano al posto di Pierozzi. Buon avvio del Südtirol, che approccia la gara con personalità, ritmi bassi. Il Palermo non riesce a trovare la password per sbloccare la difesa degli avversari. Al 17esimo occasione per Di Mariano, che tira d'esterno destro dal limite dell'area dopo l'azione di Gomez, palla alta. Al 27esimo ci vuole una grande giocata per sbloccare il match, poi un palo di tacco per Ceccaroni, tiro d'esterno sinistro e palla all'angolo. Che bellezza, Palermo avanti. Rosanero che conquista nel match, 36esimo traversa colpita di testa
imposta da Lund. Dopo il cross di Di Mariano, Adamonis riesce in qualche modo a evitare il gol al tramonto del primo tempo Sud Tirol, a centimetri dal pareggio. Gran tiro di sinistro da fuori area di Gori, la palla esce di nulla con Audero immobile. La ripresa si apre subito in salita per i padroni di casa. Al 47esimo il Sud Tirol trova il pareggio. El Kwakibi entra in area dalla destra e serve Bellardinelli che va al tiro di destro da posizione defilata. Il pallone viene deviato da Audero, ma finisce poi sui piedi di Barreca, che all'altezza del secondo palo da pochi passi mette il pallone in rete. La gara cambia, il Sud Tirol a giocare meglio. Il momento chiave arriva al 73esimo. Errore in impostazione del Blen, ne approfitta la formazione ospite che parte in contropiede con Mallamo, stesso in area da Magnani. Calcio di rigore netto sul dischietto da Gori che spiazza Audero, e 2-1 nel finale. La traversa di Leduaron finisce 1-2, un amaro primo maggio per i rosanero. Allora, questa notizia la leggiamo dall'edizione di Palermo di Repubblica. Vediamo Palermo Sud Tirol 1-2, rosa rimontati ancora al Barbera, e tornano evidentemente i fischi dei tifosi. Per quanto riguarda le valutazioni e il giudizio sul match, le pagelle Pasticcio, Bania e Blin, poi a un palo lotta ma non basta, Ceccaroni, gol e sfortuna. Questo è quello che raccontano sulla pagina, sull'home page proprio di Repubblica Palermo, per quanto riguarda la sfida proprio della formazione rosanera in casa con il Sud Tirol. Adesso invece voltiamo pagina, c'è un omaggio all'Amerigo Vespucci, che è tornata in Sicilia, ormeggiata a Porto Empedocle, un evento simbolico che rientra nel programma di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Non è solo una nave, è un simbolo. L'Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso trionfale nel porto di Porto Empedocle, accolta da una parata di barche, migliaia di persone e uno straordinario entusiasmo popolare. Il veliero della Marina Militare Italiana torna in Sicilia nell'ambito delle celebrazioni per Agrigento, capitale della cultura 2025. Ad attenderla, lungo la banchina Comandante Todaro, cittadini, scolareschi e turisti, con lo sguardo rivolto verso l'elegante profilo della nave. L'Amerigo Vespucci richiama appassionati e curiosi a tutta la provincia. La sosta empedoclina è una delle prime tappe del Tour Mediterraneo 2025. È un tour che è iniziato il 1° luglio del 2023 da Genova. È un tour che è pianificato di una durata di circa 2 anni, quindi con una conclusione il 10 giugno del 2025 in occasione della Festa della Marina, quindi un tour mondiale che ha un respiro di quasi 2 anni. In porto anche una mostra fotografica in omaggio ad Andrea Camilleri e alla memoria storica della marineria empedoclina, con scatti d'epoca dell'archivio del giornalista Aldo Alessandro. E prima di andare a collegarci con la polizia stradale per gli aggiornamenti sul traffico di stamattina, andiamo adesso sulla siciliaweb.it per continuare per l'appunto la lettura delle notizie online per la giornata di oggi. Una notizia che possiamo dare agli automobilisti: straccia a bollo, proroga fino al 30 giugno, più tempo per i siciliani che vogliono ottenere lo sgravio. Questa è dunque la notizia che ritroviamo sulla siciliaweb.it. Adesso invece, come anticipato, andiamo a collegarci con la Polstrada. Siamo a Lentini e sentiamo il sovrintendente Mirko Zalfina, che vediamo anche. Buongiorno e ben trovato, la vediamo già su strada questa mattina. Sì, abbiamo cominciato il nostro turno 7:13 mattutino e praticamente cominciamo con le nostre notizie traffico come ogni giorno, ringraziandovi per il tempo che ci dedicate. E allora passiamo sulla tangenziale di Catania e come al solito abbiamo il nostro ormai cronico traffico intenso che si riversa su tutta l'arteria autostradale dallo svincolo zona centro di Catania fino alla zona industriale, più o meno in direzione Siracusa, ove non ci sono particolari criticità e incidentalità in questa giornata. La stessa cosa sempre dettata dal traffico intenso sulla A18 DIR, Viale Mediterraneo, dallo svincolo San Giorgio, direzione
via Vincenzo Giuffrida, Catania. Ci spostiamo ora sulla 19 Catania-Palermo, segnaliamo che persiste la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta, direzione Catania. Sulla 121 Catania-Palermo, sempre per il traffico intenso mattutino, dovuto agli utenti che vanno al lavoro dai paesi fino a Catania, da Piano Tavola fino a Mister Bianco, non registriamo particolari criticità, ma condizioni di traffico intenso. Rimane la 192, dove continuiamo a segnalare i lavori sulla parete superficiale del ponte di Taino. In zona gli utenti troveranno la segnaletica gialla, consiglierà agli utenti il transito lungo la 192, il percorso alternativo dallo svincolo di Agile in direzione A19 fino allo svincolo successivo di Catena Nuova, direzione Catania, e viceversa direzione Enna. Non abbiamo altre criticità particolari da segnalare. Vi diamo sempre i nostri soliti consigli mattutini di evitare di distrarsi al telefono durante la guida, di allacciarsi bene la cintura e aggrapparsi così alla sicurezza della vita. È una cosa che magari è successa personalmente ieri durante i rilievi di un incidente stradale. Ricordiamo agli utenti che in caso di incidente, ove è possibile, di rimuovere i veicoli lungo la carreggiata, perché è una cosa particolarmente, oltre ad essere anche sanzionata dal codice della strada, è una cosa molto pericolosa. Quindi rimuoviamo i veicoli ove possibile, mettiamoci in condizioni di sicurezza e attendiamo gli eventuali soccorsi. Utilizziamo al massimo un buon senso alla guida. E con questo vi ringraziamo sempre per lo spazio che ci dedicate, auguriamo una buona strada a tutti gli utenti della strada e una buona giornata a tutti. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania, distaccamento di Lentini, una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie alla sovrintendente Mirko Zalfina, oggi che abbiamo visto in strada proprio a Lentini, ci ha mostrato qual è la situazione in tempo reale in questo momento. A proposito di situazioni reali, noi ne vediamo un'altra, quindi da Lentini siamo passati a Catania, siamo in via Vincenzo Giuffrida, la nostra telecamera vi mostra come il traffico sia diciamo nella norma, non ci sono particolari criticità, continuano i lavori, la nostra telecamera vi può anche fare vedere come ci sia un mezzo per dei lavori che sono in questo momento in corso su via Vincenzo Giuffrida, sulla parte bassa di via Vincenzo Giuffrida, però non ci sono, anche perché insomma il numero delle auto non è elevatissimo, non ci sono particolari criticità, continuano i lavori sul manto stradale. Ci dobbiamo fermare qui, fra poco saremo di nuovo insieme per una rassegna stampa che sarà certamente più breve, ma la vedremo comunque dai quotidiani online, dai siti dei principali quotidiani online. Tutto questo fra pochissimo, pochi minuti, restate insieme a noi. Allora, adesso vediamo un po' di prime pagine online per quanto riguarda i siti più importanti dei principali quotidiani italiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, l'apertura dedicata a Trump e a cosa sta succedendo negli Stati Uniti, una sorta di rimpasto nell'esecutivo Trump. Trump conferma la cacciata di Waltz, sarà ambasciatore ONU. Rubio al suo posto, e poi ancora sbloccato l'invio di armi USA, lo dice il giornale di Kiev. Che cosa è successo? Vi ricordate, a proposito di Waltz, aveva condiviso piani di attacco, aiuti in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore anche un giornalista. Questa è la situazione. E poi c'è stato l'accordo per le terre rare, perché l'accordo delle terre rare è così importante e non c'entrano le terre rare. Insomma, la situazione potrebbe cambiare in questo momento, la situazione sul campo. Vedete, è stato sbloccato anche l'invio di armi negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che sono alle prese comunque anche con un problema economico. L'altro giorno Trump ha detto che questo calo, questa difficoltà dell'economia statunitense è legata a una eredità
di Biden, e vedete invece qui c'è l'analisi, la formula che dimostra che il PIL americano ha frenato davvero e Trump ha torto. La caduta del PIL statunitense non è il risultato di un semplice effetto meccanico, ecco perché, quali sono le conseguenze. La prima, dopo anni l'Europa ha superato gli Stati Uniti. E poi, sempre a proposito di economia, sui dazi l'Unione Europea è pronta a fare un'offerta da 50 miliardi a Trump, mentre i media cinesi dicono che Xi apre al dialogo proprio con gli Stati Uniti. Intanto Trump già studia la vendetta. Torniamo dunque a vedere, studia già la vendetta sul Canada, ecco perché passerà per l'Artico. Il leader degli Stati Uniti vuole imporre la sovranità americana sull'Artico tornando al passaggio a nord-ovest. E poi un riferimento alla concertone di ieri, 100.000 in piazza, ovazione per Giorgia Egali, Big Mama Noemi, il duetto con Bacio, come possiamo vedere per l'appunto in questa foto. Poi ancora ci sono le pagelle sul concertone. Giorgia Queen, voto 9, Alfa, bravo ragazzo, 7,5, Lucio Corsi, rocker, 8,5 e poi Arisa, pioggerella, fine, 5. Queste sono le pagelle del Corriere a proposito dunque del concertone di ieri del 1° maggio. Vediamo adesso l'home page di Repubblica e allora vediamo anche qui l'apertura è dedicata a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti. Cade la testa di Waltz, ora chi rischia nel risico delle chat di guerra, il presidente licenzia il consigliere per la sicurezza, lo sposta all'ONU, intanto l'interim va a Rubio. Il discorso poi Trump agli studenti, i magnati di internet ora mi stanno baciando e andiamo a bippare, la nuova frase shock del presidente degli Stati Uniti. Poi ONU, rivoluzione dopo i tagli del presidente USA, agenzia accorpata e fuga da New York. Il colpo, poi la decisione colpa al tycoon. Giudice da lui scelto vieta l'uso della legge del 1798 per deportare i migranti. Ma intanto vediamo qui il conflitto in Ucraina. Terre rare, un punto a favore di Kiev e che irrita particolarmente Mosca. Cosa significa per il futuro della guerra? Vance, il conflitto però non finirà tanto presto. Queste sono dunque le parole che arrivano dagli Stati Uniti dal vicepresidente. Qui vediamo invece la foto dei cardinali verso il conclave, come si elegge un papa, tutto quello che c'è da sapere minuto per minuto. Potrete seguire dunque che cosa sta succedendo, cosa succede in attesa che scatti il conclave. Anche sulla pagina, sulla home page di Repubblica.it vedete il 1° maggio, mi pare di poter dire che il giudizio anche in questo caso sia comunque concorde. Giorgia e Lauro incantano al concertone, cori per Lucio Corsi, chi ha vinto e chi ha deluso. Sono anche qui le pagelle che mostrano cosa accaduto ieri praticamente durante il concerto del 1° maggio. Non sono mancate, lo diciamo subito, anche le polemiche. Allora andiamo a leggerle queste polemiche che riguardano il 1° maggio e poi vedremo anche qui l'apertura comunque in primo piano. I voti del concertone, Lucio Corsi Lauro Dibla, le polemiche e Serena Brancale sprizza energie. E ancora a proposito, visto che stiamo parlando di queste polemiche legate al 1° maggio, siamo sul Giornale, un attimo che arriviamo, ecco il concertone dal palco, Bella ciao e Palestina libera, gli ebrei invocano nostra distruzione. Leo Gassman intona la canzone dei partigiani, a Torino i centri sociali si prendono il palco, bruciate le bandiere dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e anche di Israele, lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri, a Roma
cori per la Palestina. Questa è dunque la situazione che raccontiamo dai quotidiani. In Vaticano, episodio di pressione alta, dagli USA rimbalza una indiscrezione a proposito di quello che potrebbe avvenire con l'elezione del Papa per il conclave. La stampa di Torino, l'abbiamo visto in primo piano, dazi la trattativa Cina-Stati Uniti, Pechino taglia le tariffe per chip, motori e farmaceutico, quindi insomma in qualche modo si sta cercando di trovare un'intesa. Trump insiste, vedete anche qui i magnati di internet mi baciano, e torna di nuovo su quello che qualche tempo dietro aveva già detto. A Gaza Israele attacca, 31 vittime, Trump, gli ostaggi vivi non sono 24 come dice Netanyahu. Questa è dunque le prime pagine, alcune delle prime pagine. Prima però di fermarci con la rassegna stampa nazionale, ricordiamo oggi i quotidiani cartacei non sono in edicola, facciamo tutto online, andiamo a parlare di calcio, siamo sulla Gazzetta dello Sport, la prima pagina della Gazzetta, Juve SOS infortuni a Bologna con pochi giocatori di movimento. Ci sono anche le indiscrezioni che riguardano per l'appunto quelli che potrebbero essere poi i giocatori a disposizione del tecnico o della Juventus. Ci fermiamo qui almeno per quanto riguarda questa mattina, però volevo darvi una notizia di tennis che diciamo ci fa ben sperare per il nostro tennis. Musetti non si ferma più, sfiderà Draper in semifinale a Madrid, ATP 1000, insomma una buona notizia per il tennis tricolore. È il momento adesso di andare a vedere le previsioni meteo non solo per la giornata di oggi, fra poco saremo di nuovo insieme con il primo degli ospiti della nostra mattinata. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì splenderà il sole su tutta la nostra penisola, alta pressione infatti dominante, solo un po' più di variabilità in serata sull'arco alpino, specialmente sui rilievi di nord-est. Nel dettaglio ora la Sicilia, ampi spazi soleggiati con qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito, venti deboli con mari calmi o poco mossi. Clima mite gradevole con temperature massime infatti che si aggireranno intorno ai 25-26 gradi. Anche nel corso della giornata di sabato splenderà il sole, sempre con qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito senza conseguenze. Alta pressione infatti ben salda, i venti ancora deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi o poco mossi, temperature in ulteriore aumento, con punte massime che toccheranno anche i 26-27 gradi. Per maggiori dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Parliamo adesso di Walk of Life Telethon 2025. Buongiorno a Maurizio Gibilaro. Buongiorno a te telespettatori. Grazie di essere con noi, grazie anche a Elisa Petrillo. Buongiorno, grazie per averci invitato, è un vero piacere per noi essere qui. Ben trovata, tu curi la comunicazione chiaramente per l'evento e adesso ci arriviamo a un evento che di fatto praticamente è scattato ieri mattina, è cominciato ieri, tutto, la macchina si è messa in movimento, assolutamente, anche se la macchina in realtà era in movimento da tanto tempo. Ben 16 anni, questa è la 16ª edizione di questa Walk of Life, camminiamo per la vita. È un villaggio che proponiamo ogni anno, una 4 giorni di solidarietà, dove all'interno ci sono attività sportive, ci sono screening, ci sono cantanti. Ieri abbiamo illuminato Piazza Università con un nostro concertone dove si sono esibiti tanti professionisti catanesi e non. Questo al fine di poter regalare alla città
che ovviamente ringrazio nella persona del sindaco, della giunta comunale, del senato della nostra città, ma certamente ci dà la possibilità di stare al centro storico, nel Salotto Buono di Catania. Perché? Perché vogliamo che la gente acquisti la nostra t-shirt. La facciamo vedere, adesso la facciamo vedere la t-shirt. È una t-shirt tecnica. Adesso ci arriviamo un attimo, chiedo alla regia, ecco, staccano adesso, ci siamo, adesso possiamo andare con una delle telecamere, credo sia la 5 probabilmente. Benissimo. Adesso ci andiamo, ci arriviamo. È una t-shirt tecnica che con un piccolo contributo di appena 5 euro servirà poi ad indossarla nel momento in cui giorno 4 mattina faremo questa camminata per la vita all'interno del centro storico. Cosa vogliamo fare? Vogliamo soltanto accendere i riflettori su quelle che sono le malattie genetiche rare di cui Telethon si occupa da oltre 30 anni. E devo dire con grande soddisfazione mia, ringraziando anche i volontari del coordinamento di Catania, a partire dal nostro addetto stampa Elisa Petrillo, che è l'unica charity al mondo che è riuscita a costruire un farmaco per una malattia specifica che si chiama Adashid, che da questo momento in poi non è più una malattia genetica. Fra poco ci arriviamo sulle malattie genetiche su cui chiaramente Telethon accende i suoi riflettori. Elisa, buongiorno intanto ancora una volta. Insomma, è bello da un lato chiaramente sostenere e stare accanto a una manifestazione come Walk of Life di Telethon, e dall'altro è anche molto impegnativa perché si comincia, noi abbiamo detto ieri c'è stato il taglio del nastro, ma si comincia molto prima, c'è tanto impegno, c'è una rete di contatti da tenere, da avviare prima e da tenere. Che cosa ci può riservare quest'anno Telethon rispetto agli altri anni di diverso qui a Catania? Attenzione. Ma guarda, più che riservarci qualcosa di diverso, in realtà ci stupisce ogni anno perché c'è una grande partecipazione. Ieri c'era una piazza università stracolma di persone sin dal mattino. E per noi questo è il messaggio più importante che può arrivare a chi in questo momento ci sta seguendo attraverso le vostre telecamere, perché noi quello che facciamo dal palco, io in particolare, poi ci tengo a sottolineare che non è soltanto un aspetto professionale, ecco perché il dottore Givilano Maurizio dice il nostro addetto stampa, ma sono anche volontaria. Noi siamo in qualche modo i cosiddetti vintage all'interno della fondazione, siamo io Maurizio e il vice coordinatore Carmelo Furnari, facciamo parte del coordinamento veramente da 16 anni, io da 16 anni che salgo su questo palco, ogni volta per me è una grande emozione perché parlare della fondazione Telethon, io ho anche un caso di malattia genetica rara in famiglia, quindi salgo su quel palco e penso non soltanto a mio nipote ma a tutte le persone che attraverso il nostro messaggio si possono sensibilizzare e aiutare veramente la ricerca scientifica, perché in tutti questi anni ha fatto tanti passi da gigante, tante cure ci sono state trovate, ma chiaramente abbiamo ancora bisogno del contributo di tutti. Il contributo di tutti, l'abbiamo prima detto, basta acquistare simbolicamente con 5 euro una maglietta per sostenere. È un contributo simbolico ovviamente, perché la t-shirt è tecnica, per cui una ditta specializzata che costruisce appunto queste magliette sportive le dona alla Fondazione Telethon e poi di ritorno la Fondazione Telethon le dà ai coordinamenti, e nel caso specifico al coordinamento di Catania, che è rimasto l'unico coordinamento a fare questa Walk of Life, questa camminata per la vita in Italia. Però questo significa che Catania evidentemente ha qualcosa, non dico qualcosa in più, però ha delle peculiarità rispetto al resto d'Italia. Ma grazie ai nostri volontari, che ormai veramente sono tanti e che si spendono giornalmente senza fermarsi nel periodo di Natale, quando appunto c'è la maratona televisiva, o nel periodo primaverile quando facciamo queste manifestazioni. Oggi ci sono i biscotti della Fondazione Telethon, e poi tutto l'anno quando facciamo attività all'interno dei teatri ma anche fuori. E io voglio dire questo prendendo un po' a prestito quello che diceva il nostro compianto Papa Francesco: dobbiamo dare risposte a tutti e certamente non dobbiamo lasciare indietro nessuno, e dare sempre una speranza a quelle famiglie che hanno all'interno
ammalati di malattie genetiche rare, perché come sai sono oltre 6.000. Qualcuno ancora non ha neppure il nome, e quindi la ricerca scientifica della Fondazione Telethon, che ricordo ha 2 centri importanti in Italia, uno è una ricerca di base, si chiama TIGEM ed è a Pozzuoli, l'altro è quello che poi realizza le cure genetiche ed è il TIGEM, che insiste all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano e che ha avuto in questi ultimi anni veramente un'esposizione, un esploit importantissimo, grazie anche all'intelligenza artificiale che ci aiuta in questo senso e che dà la possibilità di aprire questi varchi che sono le malattie genetiche, ma non solo quelle, perché quando si apre uno sviluppo di questo si va a colpire anche il cancro e tante altre malattie. Elisa, io la curiosità di quest'anno vedo che ci sono anche delle, quest'anno, anche gli altri anni, delle aree ludico-sportive. Sì, esatto. Questo perché in qualche modo si vuole coinvolgere sempre di più chi magari visita il villaggio? Ecco, perché è un villaggio inclusivo, perché ci sono delle attività sportive che sono proprio inclusive per i nostri ragazzi speciali, e poi ci sono delle aree che sono dedicate anche a delle attività di ceramica, dei laboratori e soprattutto anche degli spazi per i bambini, perché vogliamo coinvolgere quante più persone, soprattutto le tante famiglie che magari fanno una passeggiata in Piazza Università con i loro bambini, hanno la possibilità, ecco, di farli divertire attraverso appunto la presenza di questi spazi. Ma non solo, se posso aggiungere anche ci sono degli spazi sanitari, perché è importante, si possono fare degli screening gratuiti all'interno del villaggio, e cerchiamo ogni anno di offrire sempre il meglio per la nostra città, ma anche attraverso la collaborazione dei nostri sponsor, di quelle attività, di quegli imprenditori che decidono di sostenere la causa Telethon, e per noi questo è importante perché veramente danno un contributo tangibile per la ricerca scientifica. E poi sul palco della solidarietà una cosa bella e emozionante, che ci sono le testimonianze, ne parlava prima Maurizio, noi abbiamo all'interno del coordinamento i cosiddetti papà e mamme rare, che poi sul palco testimoniano che cosa significa vivere quotidianamente con una malattia genetica rara, ed è questo poi il senso più profondo di questa manifestazione, cercare di arrivare alle persone e fare capire che cosa significa, perché magari non capita a me, quindi guardi con un occhio, non dico di indifferenza, ma di distacco. Però attraverso questi racconti forse ecco, ci si rende conto di più di cosa potrebbe accadere così ad una qualsiasi famiglia da un momento all'altro. Forse un piccolo contributo, alla fine sono solo 5 euro, quindi non è tanto. E poi sul palco la sera si cambia atmosfera, perché ci sono anche tanti artisti, le tribute band, che con la loro arte amplificano ancora di più il messaggio Telethon, e anche loro si offrono gratuitamente, perché questa è una cosa molto importante che vogliamo sottolineare. Tutti gratuitamente. Telethon, la fondazione né il coordinamento provinciale di Catania paga nessuno, sono loro che vengono di loro sponda offrendo il loro servizio, il loro cuore, la loro arte, e attraverso quello noi amplifichiamo appunto il nostro messaggio. Sensibilizzazione, diagnosi precoce, sono diciamo 2 momenti particolarmente significativi. Vedi, il momento in cui in una famiglia c'è il problema di una malattia genetica rara, capisci bene cosa sconvolge tutto l'ambiente familiare, perché molto spesso, lo dicevo poco fa, queste malattie, essendo per fortuna da un lato e per disgrazia dall'altro poche nel mondo, c'è il problema come chiamarle e se c'è un nome. E ancora purtroppo questo nome in tanti casi non c'è. Allora la famiglia comincia a fare i viaggi della speranza negli Stati Uniti piuttosto che in altri posti. Questo, voglio dire, è qualcosa che ovviamente come dire, interessa la famiglia dal punto di vista emotivo, però la Fondazione Telethon nel suo sito ha messo a disposizione quelle che sono le persone che possono dare una risposta. Basta cliccare su www.telethon.it, mettere il nome della malattia se c'è, se non c'è dire qual è
la sintomatologia e qualcuno dall'altro lato risponderà dove andare e se andare, perché molto spesso non c'è dove andare. Allora, noi ci auguriamo che la ricerca possa fare sempre più passi da gigante, possa ogni giorno, non ogni settimana, forse ogni momento probabilmente, è vero. Possa magari trovare, dicevi tu prima con l'intelligenza artificiale che ci dà velocità, più che altro ci consente di accelerare i tempi, in questo caso posso accelerare i tempi ci siamo quasi su qualche altra malattia, una è stata già in qualche modo trovata la cura? Sì, sono 500, certo, no? La speranza c'è ed è concreta, perché sono 500 le malattie che sono state già individuate e che in qualche modo hanno una terapia genica a disposizione. Il problema è che qualcuna avrebbe bisogno di uno screening neonatale per poter essere individuata immediatamente, piuttosto che dopo lo sviluppo della malattia, perché questo condiziona poi la terapia genica. Però noi ci siamo sul pezzo, parlando di giornalismo, siamo sul pezzo e cerchiamo sempre di essere assolutamente presenti in tutto questo. Allora, il momento clou, lo ricordiamo, la chiusura sarà? Sì, giorno 4. Quindi domenica alle 10 noi vi aspettiamo in Piazza Università, perché ci sarà questa camminata per la vita, quindi tutti indossate le magliettine. Potete venire in questi giorni comunque in Piazza Università, così acquistate, avete questa t-shirt tecnica che poi potete riutilizzare, perché è un tessuto adatto per fare sport, quindi vi ritrovate, ecco, anche un indumento a prezzo veramente scontatissimo, stracciato, e poi insomma ci sarà un corteo. Io non voglio svelare troppi dettagli, perché voglio così invitare il pubblico a partecipare. E poi posso dire cosa accadrà stasera invece importante sul palco, perché adesso noi scappiamo, andiamo via in Piazza Università, perché partiremo con quest'altra giornata di eventi e di testimonianze, e poi questa sera ci saranno delle tribute band sul palco. Ne cito alcune, ad esempio la tribù del Blasco, quindi dedicata a Vasco Rossi, una voce di una ragazza che è cresciuta con Teleton, ha iniziato con noi da ragazzina, ancora è piccola, a 18 anni, Martina Rossi, ma ha cantato dall'età di circa 14 anni, e ci sarà anche lei. Poi un'altra tribute band dedicata ai Coldplay, i Starfish, e infine ci saranno i Singhiozzo, tribute de Negramaro. Quindi abbiamo tutti questi artisti. Mi pare che c'è di tutto e di più, per tutti i gusti. Esatto. Questo regaliamo a Catania, così come Catania ci regala la possibilità di stare nel salotto buono della città. Grazie a Maurizio Gibilaro, grazie che è il coordinatore provinciale di Teleton Catania, grazie ad Elisa Petrillo che invece è la voce, diciamo, della comunicazione di Teleton qui a Catania. Grazie, in bocca al lupo, speriamo bene. E vive il lupo! E allora ci dobbiamo fermare ancora, breve sosta e poi ripartiremo. Stavolta parleremo di altro, parleremo di un concorso, quello per preside, dirigenti scolastici, che ancora continua ad avere delle ripercussioni, diciamo, di carattere legale, carte bollate, non solo, ricorsi al TAR. Vedremo a che punto siamo, a che cosa si sta facendo. A fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di questo concorso per dirigente scolastico, per preside, che è sotto inchiesta. Cerchiamo di capire perché, come. Insomma, ci sono diversi ricorsi amministrativi, diciamo così. Grazie intanto per essere con noi all'avvocato Uccio Russo. Grazie a voi per l'invito. E poi con noi c'è anche un insegnante che è Angelo Di Guardo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, questo concorso per dirigente scolastico in qualche modo ha sollevato e continua a sollevare dei dubbi. Ci sono diversi ricorsi, diversi procedimenti di carattere amministrativo chiaramente che chiedono non so se l'annullamento o comunque di rivedere quelle che sono i risultati poi finali. Ne parlo con l'avvocato intanto, per capire da un punto di vista, diciamo, come dire, giuridico, come siamo messi. Perché... Innanzitutto io la ringrazio a nome dei professori, dei concorrenti in questo caso che rappresento, dell'invito. È una questione, diciamo, non nuova, purtroppo, ripeto, perché sulle vicende dei concorsi per dirigenti scolastici purtroppo si sono verificati nel tempo contenziosi che
hanno determinato dei blocchi, soprattutto nell'attribuzione di questo che è un ruolo di fondamentale importanza. Il dirigente scolastico, il dirigente scolastico, diciamo, ha la responsabilità dei nostri figli, quindi è l'interesse pubblico che in questo caso deve essere tutelato, è un interesse molto particolare. Ovviamente si tratta di tutelare anche delle posizioni di lavoratori, perché non dimentichiamo che sono dei lavoratori. Avvocato, ma nel nocciolo, questione, qual è la questione? La questione è sul modo con cui si purtroppo svolgono i concorsi. Ecco, è poco chiaro? Poco chiaro le modalità, poco chiaro il giudizio, poco chiaro. Diciamo che la mancanza di chiarezza va dal modo in cui questi concorsi vengono organizzati al modo con cui poi materialmente vengono espletati. Io posso parlare delle questioni di cui ci stiamo occupando e riguardano le modalità con cui si è svolta la prova orale. Ma ovviamente molti altri si sono lamentati, ci sono dei ricorsi pendenti per le modalità con cui si è svolta la prova scritta. E ci sono dei ricorsi che riguardano il concorso ordinario, quale quello di cui ci stiamo occupando noi altri come studio, ma per esempio ci sono anche vicende di cui qua magari il professore può essere più chiaro nell'enunciazione, che riguardano il concorso straordinario, perché purtroppo, ripeto, quando questa attività di reclutamento dei dirigenti scolastici si è dovuta articolare attraverso un concorso straordinario ed un concorso ordinario, perché non può essere tutto riservato all'interno, una quota deve essere per forza riservata all'accesso dall'esterno, perché è un accesso alla dirigenza pubblica. Allora, un attimino cerchiamo di mettere esatto, ordine. Cominciamo con chi sul campo... Evitare di cadere troppo nel tecnicismo, diciamo, perché ovviamente i nostri ascoltatori devono capire di chi si tratta. Che cosa sta succedendo? Dice bene l'avvocato, proprio ha un po' fatto il sunto della situazione. Praticamente in questi ultimi anni, come diceva l'avvocato, i concorsi sono stati veramente a dirigente scolastico, sono stati quanto mai devastanti e quanto mai organizzati male, diciamo così. Io sono testimone di 2 concorsi a dirigente scolastico, quello straordinario come diceva l'avvocato e quello ordinario. Sono convinto che tutti e 2 concorsi sono strettamente collegati, perché il concorso straordinario sicuramente è il figlio povero del concorso straordinario, che è partito tanti anni fa da un concorso del 2017. Carissimo dottore, mi creda, quello che è accaduto il 6 di maggio a Roma, quando appunto noi espletammo questo concorso straordinario al Palafiera di Roma, ha dell'incredibile, perché quel giorno accadde di tutto, accadde qualsiasi cosa, da un ritardo sulla prova, da colleghi che entrarono in questo palatenda con telefonini, con auricolari, lavori di gruppo, lavori che si potevano fare. Mi permetto di dire, ma non ci sono stati dei controlli, voglio dire, quando se si fa un concorso pubblico si devono rispettare quelle che sono le condizioni dettate. Assolutamente nulla, tant'è che rispetto a tutto quello che è accaduto ci sono già 2 esposti alla Procura della Repubblica che sono stati avanzati per quanto riguarda lo straordinario. Da lì è partita tutta questa storia che comunque sia ha portato anche all'ordinario, e come dicevo poco fa è il figlio povero sicuramente dello straordinario. E niente, è una serie di cose indecenti, indescrivibili, non spiegabili se non si è vissuto personalmente quel giorno. Allora, questo è il racconto, ma andando poi, perché noi qui dobbiamo cercare di tirare le somme, non possiamo certamente... le aule di tribunali, chiaramente amministrativo, cercheranno di dirimere la questione, cercheranno di capire se il concorso a tutti gli effetti è valido, anche se il Ministero vuole andare avanti e ritenerlo chiaramente valido. Poi non c'è stato un pronunciamento che lo annulla, quindi il Ministero per adesso va avanti. Ecco, diciamo che come avvocato non posso che non avere fiducia nella giurisdizione amministrativa e anche nell'attività degli organi inquirenti dal punto di vista penale, perché ci sono state delle irregolarità, queste è chiaro che la magistratura penale le accerterà. Questo chiaramente spetterà poi alle aule di tribunale. Nelle aule di tribunale è chiaro si procederà nei modi e nei termini che
prevede la legge. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ecco, gli aspetti amministrativi sono compositi, le dicevo, alcuni hanno interposto ricorso avverso la mancata ammissione all'orale, prospettando dei vizi che riguardano dalla composizione della commissione, ritenendo che qualche componente non poteva svolgere questi compiti sia come presidente che come materialmente con il quale segue i lavori della commissione, perché si trovava in una situazione di conflitto di interesse, sia anche nelle modalità in cui è stato rispettato, o meglio non rispettato, secondo la prospettazione che fanno alcuni ricorrenti, il principio della tutela dell'anonimato, perché le buste nelle quali venivano inserite ed elaborati anche i nomi sembravano un po' trasparenti, quindi i commissari potevano facilmente vedere il nome che c'era scritto dentro la busta. È un aspetto che riguarda appunto la vicenda. Tutto questo ovviamente è al vaglio del giudice amministrativo, è chiaro, quindi è una prospettazione che fanno i ricorrenti, ovviamente questo è quello che affermano, cercano di dimostrare. Lo studio, almeno per quanto che io ne sappia, lo studio del professore Sandulli, che sta seguendo una parte di questi ricorrenti, ha fatto un ricorso dinanzi al TAR del Lazio, ritenendo appunto che proponendo una sospensiva che ancora, che io sappia, non è stata materialmente citata. Quanto riguarda i docenti che difendo io, insieme ad un altro collega, ecco, prospettano, sono stati ammessi all'orale, hanno sostenuto delle ottime prove orali, ma purtroppo per delle modalità con cui questa prova orale si è espletata non sono stati ritenuti idonei, hanno conseguito un punteggio tale per cui non hanno raggiunto la soglia dell'idoneità, e noi diciamo che le modalità con cui si è svolta questa prova orale sono illegittime, per una serie di motivazioni, non ultima quello che questa prova orale doveva articolarsi su 9 quesiti, se ne sono stati scelti soltanto 3, non soltanto, ma era prevista che queste buste, laddove erano contenuti i quesiti, dovessero essere estratte su una partita a meno di 9 buste, invece ne hanno avute soltanto 3, scelte già direttamente dai commissari. Avvocato, è una questione di carattere tecnico e ovviamente... La interrompo semplicemente per dire che chiaramente qualora ci fosse qualcuno che volesse replicare anche in questo momento, ma più avanti nel corso delle nostre trasmissioni, noi accoglieremo anche quelle che sono evidentemente le posizioni della controparte. In questo caso non è che sostanzialmente esistono delle controparti, mi permetto di dire, esiste una controparte pubblica che ovviamente sappiamo che è quella necessaria, ma ovviamente tutto questo fa parte del ricorso, quindi eventualmente la sede, ed è tale, la sede in cui dovrà essere affrontata la questione, ripeto, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, la fiducia negli organi della magistratura amministrativa, ecco proprio la sede delle udienze dinanzi al Tribunale amministrativo. Quindi il TAR dovrà decidere. Noi abbiamo interposto ricorso al TAR Palermo perché ovviamente abbiamo ritenuto che, essendo la vicenda limitata alle modalità con cui si è svolta la procedura concorsuale per la Sicilia, debba essere il TAR Volevo sentire adesso anche la voce di nuovo dell'insegnante Angelo Di Guardo, dopo dobbiamo chiudere perché il tempo è molto limitato, ma in sostanza che cosa chiedete voi? Cioè, proprio in termini estremi, sintesi. Si chiede un po' di giustizia su questa frase. Rispetto alla prova, qual è la vostra posizione? Annullare la prova, ripetere la prova, applicare giudizi? L'annullamento della prova del concorso sarà molto complicato poterlo sostenere, ma che si faccia giustizia perché ci sono dei contenziosi che comunque verranno discussi nel merito per vari motivi, sia sulle varie fasi preselettive, gli iscritti, gli orali, quindi voglio dire ci sarà una battaglia legale, amministrativa veramente di un certo tipo, e fa annullare su un concorso pubblico, ma perché no? Se ci sono gli estremi, perché no? E io mi riferisco allo straordinario sempre perché l'avvocato è anche qui per l'ordinario. Il concorso straordinario, questa prova fatta il 6 di maggio,
in effetti è da annullare 6 tutto. di maggio dello 6 di scorso maggio anno, dell'anno attenzione. scorso, è un concorso che dovrebbe essere annullato in toto per tutto quello che è accaduto. Questa è e la penso posizione, che la procura darà diciamo, ragione. dell'insegnante. Darà ragione. Noi ci limitiamo ad un petitum, diciamo così in termine tecnico, ad una richiesta un po' più limitata. Diciamo che deve essere rifatta Noi siamo la più prova, combattenti, la prova orale e secondo dei criteri. Ecco, chiediamo che venga esclusivamente applicato il bando di concorso e il regolamento, soltanto questo. Ed è chiaro che a un certo punto forse è anche possibile, anche diciamo auspicabile, non dico necessario, ma comunque sia auspicabile che ci sia anche un'altra commissione che mi vada a valutare. Ovviamente i posti ci sono, caro dottore, perché su 32 ammessi all'orale, 26 posti disponibili, ne hanno ammessi soltanto 20, sono 6 posti disponibili e noi sappiamo che fame c'è di dirigenti scolastici. E allora? Sappiamo i doppi incarichi e tutto come questo si rifrange sulle modalità con cui si svolge l'attività, diciamo, all'interno delle scuole. il servizio fondamentale, ritengo. Prego, così chiudiamo. Posso concludere? E come dicevo poco fa, i due concorsi sono strettamente legati. Noi siamo convinti che l'ordinario è stato bandito in conseguenza allo straordinario, per cui si doveva in qualche modo bandire un concorso straordinario che ammettesse dei nuovi dirigenti scolastici, ma siccome la graduatoria dello straordinario è enorme, quindi molto probabilmente l'intento era quello di bloccare tanti colleghi all'ordinario per ammettere tutti quelli. Insomma, è un tecnicismo, è una cosa Ovviamente qua rientriamo nell'ambito delle valutazioni personali, assolutamente. Uno non può quello che dico. Grazie ancora all'avvocato Lucio Russo, grazie Grazie Angelo a voi, Riguardo grazie a voi. insegnante. Parleremo Grazie, ancora, sono grazie. certo, di questo concorso per presidi. Sì. Ci dobbiamo fermare ancora, Grazie. fra poco parleremo d'altro, parleremo di cultura, parleremo di una fondazione attiva su Catania che va a proteggere, soprattutto, proteggere, termine giusto, l'artigianato, garantire l'artigianato. Fra pochissimo, a Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo in studio, Buongiorno Sicilia, do adesso il benvenuto al professore Renato D'Amico. Buongiorno professore. Buongiorno e grazie dell'invito. Lei è fondatore della fondazione Calos, non da solo. Io la fondazione l'ho costituita insieme a mia moglie e a mio figlio, che mi hanno accompagnato in questo. Il riferimento era proprio a questo. Allora, la fondazione che domenica prossima, quindi fra qualche giorno, dopodomani, aprirà le porte alla nuova sede. Esattamente, è una nuova sede più ampia rispetto a quella precedente. La fondazione è una fondazione neonata perché è nata nel 21, quindi ha appena pochi anni, e in questa nuova sede noi esponiamo tutta una serie di manufatti che costituiscono una esemplificazione di quello che è il patrimonio culturale di beni materiali e immateriali che danno senso all'identità catanese e siciliana. A proposito della nuova sede, diciamo che lo spazio si trova in una nuova sede, l'abbiamo già detto, in via Conte Ruggero 79. Esatto. La necessità di avere più spazio è perché evidentemente c'è proprio questa richiesta, c'è stata questa richiesta, avete avvertito attorno a voi questa necessità? Diciamo che io ho sempre avuto il desiderio di esporre queste collezioni, altre ancora non possono essere esposte per ragioni di spazio, perché anche per ragioni professionali, dal momento in cui ho iniziato a insegnare all'università Scienza della Politica, mi sono occupato di cercare di capire da dove derivava questa difficoltà a esprimersi del senso civico. Stiamo vedendo, fra le altre cose, un po' di fotografie che ci fanno vedere cosa c'è all'interno. Ci sono tante cose. Che cosa possiamo ammirare in particolare? Ci può dire una... Ma la cosa che sicuramente è più vicina alla nostra
alla nostra cultura è la collezione di antichi strumenti musicali prodotti a Catania. Quando io nel 2019 sono andato in pensione dall'università e ho deciso di riavvicinarmi alle mie collezioni, ho scoperto che nonostante Catania fosse tra l'Ottocento e il Novecento il polo produttivo più importante d'Italia nella produzione di strumenti a pizzico, nessuno lo sapeva. E quindi questo mi ha spinto a operare per divulgare questa importantissima tradizione. Ma esiste una tradizione ancora? Esistono degli artigiani che con grande passione, con grande spirito di abnegazione anche, si dedicano alla costruzione di questi strumenti, fatti pezzi singoli praticamente? Certo, ma infatti il problema è che sono appassionati, nel senso che non lo si può più considerare un mestiere come era in passato, perché ovviamente il mercato è stato completamente assorbito dalla produzione industriale. La produzione industriale, evidentemente. Però quello che bisognerebbe riuscire a fare è sensibilizzare le istituzioni, a partire dal conservatorio, a partire dalla Camera di Commercio, dal Comune e quant'altro, per sostenere questi pochi liutai che ormai costruiscono strumenti di altissima qualità per un mercato di nicchia, il che ovviamente pone problemi di sostenibilità economica di questa attività, ma che è una cosa che in altri posti viene fatta. Pensiamo al caso di Cremona o al caso di Napoli, dove esiste una scuola di liuteria che viene sostenuta dalle istituzioni. Insomma, salvaguardare quelle che sono le eccellenze, perché si tratta di vere e proprie eccellenze. Assolutamente, ritrovare l'orgoglio per il proprio patrimonio, per il nostro patrimonio culturale, che sono le nostre radici, e senza radici non c'è albero che può reggere, basta un alito di vento perché questo albero crolli. Quindi io ho sempre sostenuto l'importanza di garantire la memoria a queste radici, a questo patrimonio, perché noi siamo questo, veniamo da lì. Professore, in occasione dell'inaugurazione ci sarà anche un concerto con dei musicisti. Sì, due musicisti molto bravi, sempre catanesi, che sono Giorgio Maltese, che è un polistrumentista che in questi giorni è rientrato dagli Stati Uniti d'America, dove ha fatto una serie di concerti, accompagnato alla chitarra da Pasqualino Cacciola, che riproporranno alcuni pezzi della nostra tradizione. Poi spero che ci possa essere anche qualche altro attore popolare tipo Melo Zuccaro, che può eventualmente, se ne ha voglia, cantare una serenata dei nostri... L'invito è partito da questo studio, quindi magari, perché no, potrebbe anche concretizzarsi. Io le chiedo, l'apertura del museo, il 4 inaugurazione, già dal 5 sarà operativo? Già dal 5 chiunque può chiedere di aprire, perché ovviamente si riceve su appuntamento, quindi bisogna telefonare, c'è un numero e fissare un appuntamento. E poi, per chi magari ci sta guardando in questo momento, volesse in qualche modo dare un contributo, aiutare quella che è la vostra attività, si può fare in qualche modo, c'è la possibilità? Certo, la fondazione, come tutte le fondazioni, è un ente morale regolarmente iscritto al RUNS, quindi ci sono tutte le forme legali di contribuzione, anche di donazione. Fino a ieri mattina un liutaio, che è l'ultimo liutaio vivente, che è Vincenzo Maravigna, che ha più di 90 anni, ha donato alla Fondazione un importante catalogo di una fabbrica di strumenti musicali, in particolare di mandolini. Uno di questi mandolini veniva suonato dalla regina Margherita di Savoia. Questo per dirle
che questa nostra tradizione era conosciuta in tutto il mondo ed è conosciuta in tutto il mondo. A Catania un po' meno. E allora cerchiamo di farla conoscere anche a Catania. Questo è anche il nostro compito quotidiano, ogni giorno con Buongiorno Sicilia, mettere in evidenza e esaltare quelle che sono le eccellenze, come dicevo prima, del nostro territorio, tutto il territorio siciliano che ha tantissime eccellenze. Ricordiamo l'appuntamento per domenica pomeriggio 17:30 presso la via Conte Ruggero 79 a Catania per l'inaugurazione della nuova sede della Fondazione Calos. Grazie per essere stato con noi il professor Renato D'Amico, in bocca al lupo. Grazie. E adesso noi andiamo a vedere le pillole di Almanacco, subito dopo, argomento più leggero, avremo l'oroscopo della giornata. Strano a dirsi, ma molti paesi fanno grande affidamento sul tonno, non solo per arricchire il loro menù, ma anche per dare impulso all'economia. Ecco perché ogni 2 maggio si tiene la giornata mondiale del tonno, un appuntamento fissato dalle Nazioni Unite nel 2011 che si impegna a mantenere la pesca del tonno tra le più sostenibili al mondo. Ma come vengono smaltiti i rifiuti nucleari provenienti dalle centrali? Vengono utilizzate delle grandi vasche dette di raffreddamento, riempite con acque provenienti da pioggia, falde sotterranee e iniezioni di liquidi indispensabili a contenere la radioattività di materiali rimasti all'interno degli impianti. Pensate che l'acqua di raffreddamento della centrale nucleare di Fukushima è sufficiente a riempire 540 piscine olimpioniche. Queste vasche, dopo essere state diluite e filtrate, vengono rilasciate in mare in modo sicuro, dopo la rimozione di quasi tutti gli elementi radioattivi e con dei limiti in quantità e in tempo di rilascio. Buongiorno ai 12, oggi una potentissima luna in Cancro sembra gestire le sorti dei segni d'acqua in una maniera decisamente ottimale. Vediamo cosa accade agli altri. Ariete, per voi è una luna di quadratura, una luna un po' impegnativa, proprio perché non andando troppo d'accordo con Venere e con Nettuno vi lascio un po' insoddisfatti sentimentalmente. Cercate comunque di trovare il dialogo con il partner. Toro, la giornata di oggi è una giornata a voi congeniale, la luna in perfetto accordo con il sole che ospitate nei vostri gradi vi dà forza, energia e decisionismo. Gemelli, la giornata oggi prevede buone notizie da un punto di vista economico, qualcosa è partito, è iniziato un vostro nuovo progetto e quindi dateci dentro, siete molto entusiasti. Cancro, la luna regna sovrana nei vostri gradi, peraltro con un bellissimo sestile al sole che vi farà assolutamente guadagnare tantissimi punti. Ecco, vedete, affettivamente si aggiusta un po' tutto e in famiglia torna il sereno, meglio di così per voi non si può. Leone, la giornata di oggi è una giornata da luna un po' pensierosa e intuitiva, con Marte nel segno, e questa luna tenderete a vedere un po' nemici dappertutto. Riservatevi del tempo per elucubrare, perché le cose potrebbero non stare proprio come le vedete. Vergine, giornata oggi di luna congeniale, finalmente, con pianeta che emotivamente vi riporta su e vi mette nelle condizioni di essere più sciolti e distesi. Potete contare anche sul team, sugli amici e sulla squadra. Bilancia, una giornata da luna di quadratura oggi, quindi l'umore potrebbe non essere al meglio, proprio perché probabilmente avete caricato di tante aspettative una serie di faccende che riguardano l'andamento familiare o dei vostri affari e oggi i risultati potrebbero non essere proprio quelli che vi aspettavate. Scorpione, stupenda luna di trigono per voi, finalmente una carezza, un toccasana proprio per voi che avevate bisogno di riequilibrare un po' sentimentalmente, proprio perché sono stati dei giorni alquanto complicati. Sagittario, giornata oggi che vede la luna fuori dall'opposizione, per cui torna il sereno, l'umore migliora e cresce, potete di nuovo fidarvi dei vostri sentimenti, delle vostre intuizioni e del dialogo affettivo. Capricorno,
Giornata da luna in opposizione, per voi è un momento un po' emotivo, un po' traballante, forse perché nel partner trovate un po' di disaccordo, di disarmonia. Dovreste cercare di capire come le salta risultante tra i bisogni di uno e dell'altro. Acquario, una giornata veramente molto ma molto interessante per voi oggi, proprio perché state assolutamente assorbendo tante novità e le idee, le ispirazioni che porta questa luna saranno notevoli. Una buona notizia per il lavoro vi mette in una prospettiva diversa. Pesci, giornata oggi che vede una luna assolutamente in trigono, torna l'amore, la dolcezza e la sicurezza nel vostro essere. Probabilmente qualcosa al lavoro vi ha lasciato scontenti, ma non per questo vi rovinerete la giornata, anzi correrete infatti incontro all'abbraccio e alla gioia familiare. E adesso vediamo insieme quali sono gli appuntamenti più importanti nella nostra regione. Torna il Festival Borgo dei Tesori 2025, che si svolge sabato 3 e domenica 4 maggio in 13 borghi siciliani, da Sambuca di Sicilia a Giarratana, con artigianato, sapori tipici e percorsi tra storia e natura. Un weekend di scoperte tra bagli marsalesi, grotte carsiche, vicoli arabi, dammusi e musei dell'immigrazione. Doppio appuntamento siciliano dei Me contro te, che approdano al Pala Catania, sabato 3 maggio alle 20:30 e domenica 4 maggio alle 15, con uno spettacolo che celebra il loro primo decennio di carriera. Tra sogni, delusioni, legami familiari e prime esperienze d'amore, il pubblico di Palermo viene trasportato in un viaggio senza tempo, ricco di emozioni e riflessioni. Domenica 4 maggio alle 18 il Teatro Jolly apre il sipario su Piccole donne, il musical. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Prima di chiudere, un aggiornamento dalle agenzie. I militari della Guardia di Finanza e la Procura europea hanno sequestrato beni per €1,5 milioni di euro a 3 società agrigentine e denunciato 6 persone dello stesso nucleo familiare per frode sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e a quello rurale. Tramite fatturazioni false per investimenti fittizi in edilizia erano stati ottenuti questi fondi europei a fondo perduto. Ci fermiamo qui, come sempre lo facciamo in musica, la canzone del Capitano per salutarci con DJ Francesco. A tutti auguro buon fine settimana, buongiorno Sicilia, torna lunedì. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muori a tempo il bacino, sono il capitanoncino. Un passo avanti ondeggiando sulla mano, un altro indietro ballando, muori a tempo il bacino, sono il capitanoncino. Fonda è come su una barca di pirati in festa, io con la bandana in testa ti do la caccia, la folla balla e dentro la piscina c'è chi prova a stare a galla. Come una palla ti giro intorno, seguendo il tuo bacino bello come il mondo rotondo. Io mi ci tuffo, mi ci possesso, perché sono il capitano se, il capitano se. Come un corsaro, un abile bandito, capitanoncino, t'ho fatto mia, dalle tue labbra pendo, ma non mi arrendo e cerco di portarti via a mare aperto dentro al mio mondo, dove sovrano avrò il tuo tesoro, perché sono il capitano e con la mano in alto ti do il mio tempo. Sulla mano, segui il ritmo del capitano. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitanoncino. Un passo avanti ondeggiando, un altro indietro ballando, muovi a tempo il bacino, sono il capitanoncino. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitanoncino. Un passo avanti ondeggiando, un altro indietro ballando, muovi a tempo il bacino, sono il capitanoncino. Le notte fonda e nella mia piscina si cavalca l'onda, al ritmo della musica che non affonda, come un corsaro, un bandito, un capitanoncino, t'ho fatto mia. E dopo aver legato Peter Pan con in alto la mano, segui il tuo capitano, ti ho fatto mia. E dopo aver legato Peter Pan con in alto la mano,